Meine Damen und Herren, signore e signori, mesdames et messieurs, benvenuti su questa nave. A trovarlo era stato un marinaio che si chiamava Danny Woodman. Cercò qualcosa che gli dicesse chi era, ma trovò soltanto una scritta sul cartone della scatola, stampata con inchiostro blu, D. Limoni. E poi c'era un limone blu anche lui. Danny era un negro di Filadelfia, un gigante d'uomo che era una meraviglia. Pigliò il bambino in braccio e gli disse "Hello, Lemon!" Gli scattò qualcosa dentro, qualcosa come la sensazione che era diventato padre. "È un bel nome", disse alla fine Danny, "però gli manca qualcosa, gli manca un gran finale." Ed era vero, gli mancava un gran finale. "Aggiungiamo martedì", disse Sam Stool, che faceva il cameriere. "L'hai trovato martedì? Chiamalo martedì." Danny ci pensò un po' e poi sorrise. "È una buona idea, Sam. L'ho trovato il primo anno di questo nuovo fottutissimo secolo, no? Lo chiamerò 900. 900. 900! Ma è un numero! Era un numero! Adesso è un nome! Danny Woodman T. Lemon 900. Perfetto. Credetemi, non ne troverete altre di navi così. Forse, se cercherete per anni, troverete un capitano claustrofonico, un timoniere cieco, un marconista balbuziente, un dottore dal nome impronunciabile, tutti sulla stessa nave, senza cucina, può darsi. Ma quello che non vi capiterà più, potete giurarci, è di stare lì, seduti con su 10 centimetri di poltrona e centinaia di metri d'acqua, nel cuore dell'oceano, con davanti agli occhi il miracolo, nelle orecchie la meraviglia, nei piedi il ritmo e nel cuore il sound dell'unica, inimitabile, infinita Atlantic Jazz Band! Al clarinetto Sam Sleepy Washington! Al banjo Oscar Momoderma! Alla tromba Tim Tony! Trombone G.G. Gallo! Alla chitarra Summer Hawkins! E infine al piano Danny Woodman T. Lemon 900! Il più grande! Lo era davvero, grande. Noi suonavamo musica. Lui era qualcosa di diverso, lui suonava. Come sono andate le cose dopo che si è scesi da lì, quella è un'altra storia.